Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Tragedia questo pomeriggio, lunedì 4 dicembre, a Mestre, in via Gaspare Gozzi, al Civico 28. Una persona è precipitata dal quarto piano di un condominio ed è morta. Sul luogo stanno intervenendo i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine. Non è ancora noto se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario oppure altro. Si sa solo al momento che una persona è deceduta, come riportano le testate locali. E questa mattina, ancora cronaca, verso le 6:20 in tangenziale a Mestre, un tiro ha perso parte del carico, consistente in una barra di metallo, causando danni a 11 veicoli che stavano transitando in quel momento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. È successo precisamente al chilometro 5 in direzione Milano. Nei rallentamenti che ne sono conseguiti si è verificato un lieve tamponamento tra mezzi pesanti senza conseguenze per i guidatori. E questo pomeriggio nella stazione Carabinieri di San Michele al Tagliamento è stata inaugurata una sala dedicata all'audizione delle donne che intendono denunciare violenze o abusi, ovvero le vittime vulnerabili, denominata una stanza tutta per sé, frutto della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e Soroptimist International Italia. Si tratta della quinta stanza aperta in un comando dell'Arma in provincia di Venezia. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Venezia ha votato all'unanimità una mozione presentata dalla consigliera Deborah Onisto che impegna Cafarsetti ad affrontare il tema della crisi idrica e della siccità, riprendendo in toto i punti che CIA Venezia aveva inviato a metà del 2023 alla città metropolitana e a tutti i comuni del veneziano. La mozione ricorda che nel bilancio del Comune di Venezia è prevista una specifica voce denominata Iniziative nel campo dell'agricoltura con un importo di 600.000 euro, commenta la presidente di CIA Venezia, Federica Senno. I particolari nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.